Passiamo all'altra parte, la parte terminale, che affidiamo al coordinatore del centro studi CIDOB di Barcellona, Marc Caffarot Muñoz. Processi di relazioni e riconoscimenti internazionali del Veneto indipendente. Qui siamo arrivati alla fase anche calda, effettivamente, è già stata introdotta dal professore, dall'economista, ma ancor più diventa strategico e determinante comprendere come possono avvenire, che tipo di ripercussioni e conseguenze. A lei la parola, prego. Grazie. Si senti? No. Non si sente. Si senti? No. Non comincia bene la indipendenza veneta? Comunque, forza la indipendenza della nazione veneta e visca Catalogna Lliure! Bene, perché ieri l'Ispagna ha perso 5-1 contro l'Olanda. Non parlo molto bene l'italiano, allora il mio italiano è un po' catalanizzato e mi scuso per questo. Il prossimo anno, quando già lo Stato Veneto è una realtà, parliamo tutti in Veneto, in lingua veneta, non dialetto veneto, lingua veneta. Questo mi fa pensare un po' con un po' la storia di Spagna, che penso che è un po' in questo senso, in questo rispetto, simile alla storia dell'Italia, perché in Spagna insegnano che Seneca era spagnolo, Seneca, il filosofo, perché era nato a Cordova, dove era la Spagna? E Trajano era spagnolo e tutti erano spagnoli, ma tutti buono, i mali non erano spagnoli, logicamente. Era una maniera un po' strana, un po' arbitraria di guardare un po' la storia, no? Cosa può dire? Se cambiamo la parola Veneto per la parola Catalogna, penso che tutto quello che avete detto è lo stesso, è valido. Abbiamo un rapporto fiscale con la Spagna, non lo so se peggio o meglio che voi, ma in tutto caso un rapporto ottimo per gli spagnoli, non per noi. Abbiamo una situazione politica catastrofica con la Spagna, e spiegherò perché, e hanno assaggiato come con voi di eliminare la nostra identità politica, culturale, linguistica. Lo hanno fatto, l'hanno assaggiato, l'hanno fatto, e non solamente Franco, anche del regimi precedenti alla storia di Spagna, perché ci sono tanti in Spagna che dicono sì, magari Franco non era così buono o era anche malo, ma era malo per tutti. No, non era malo per tutti Franco è stato molto buono per alcuni, e noi i catalani abbiamo perso, come gli spagnoli repubblicani e democratici, la guerra civile, ma l'abbiamo perso 2 volte, una come democratici e 2 come catalani, e spesso loro dimenticano questo fatto, e infatti c'è gente in Catalogna che dimentica questo fatto, che noi abbiamo perso la guerra civile anche come catalani. Avete parlato di tantissime cose, è stato molto interessante l'esposizione, il speech del dottore Salem, ma personalmente ho appreso tante cose oggi, anche della storia di questa Repubblica interessantissima, importantissima, la Serenissima, nemica della Catalogna a volte, possiamo dire questo anche, ma in tutto caso è stato una potenze marittime mediterranee, forse la Catalogna ha avuto un rapporto, un legame più stretto con Genova. Colombo non era genovese, questo è un altro debatto, ma non era genovese. Non dico di dove era, ma non era genovese.
e ho appreso tantissime cose oggi, tantissime cose di storia moderna, di storia anche medievale, del medioevo veneziano, europeo. Saresti reso conto che tutti o la gran maggioranza di quelli italiani famosi e interessanti sono nati prima dell'esistenza dell'Italia? Questo non è una casualità, Questo non è una casualità. Leonardo, i Medici, non era nato quando l'Italia... Io sono d'accordo con quello che diceva il principe Metternich, che l'Italia è una mera... voilà, è così. Allora, l'Italia è una nazione, l'italiano è una lingua che l'ha fatto la RAI, o l'ha fatto, non lo so, Cossiga, o Sia, o De Gasperi, non lo so. Ma la lingua veneta è un dialetto che si parlava di 15 secoli anni fa. Come si capisce questo? Questo è pazzesco, è melodrammatico, è neorealista, è surrealista, no? Avete bisogno di Fellini per capire questo, o forse di 6 bottiglie di grappa, no? Ma è colpente che ci sono tanti in Europa che pensano così, anche dicono la lingua basca è un dialetto del spagnolo, ma se la lingua basca non capisce niente, come può essere un dialetto dello spagnolo? Forse da altre lingue, forse l'espagnolo è un dialetto, infatti è un dialetto del latino, no? Ma non è possibile che la lingua basca è un dialetto dell'espagnolo. Ma è così come Goebbels diceva, come si dice, una mentira, una menzogna, grazie, a forza di ripeterla si converte in realtà. Allora, questa è stata la strategia che hanno seguito spagnoli, francesi, italiani, inglesi, per creare un nuovo ordine, una nuova maniera di concepire l'Europa e per attaccare tutte quelle nazioni, paesi e popoli europei come i catalani, gli scozzesi, i baschi, i veneziani, veneti, scusate, e tutti quanti, no? Ma è molto curioso, e io penso che non c'è una coincidenza che oggi, secolo XXI, dopo la nascita di Gesù, forse era spagnolo o italiano anche, siamo qua parlando della Catalogna, parlando del Veneto, parlando della Scozia, parlando dell'Europa, perché infatti noi siamo europeisti, loro non sono più europeisti. Tutti questi stati hanno diventato europeisti dopo la seconda guerra mondiale, perché gli stati europei hanno ammazzato quasi tutto. È un miracolo che siamo qua e non è la colpa dei nostri, non regioni, nazioni europei, è la sua colpa. Dico questo perché avete sentito gente della Commissione europea, anche del Consiglio europeo, Van Rompuy, Barroso ed altri, che sembra che facciamo la indipendenza, sortiamo direttamente dall'Unione Europea, e questo ci deve vederci. Numero uno, perché non è scritto nessun posto che se facciamo l'indipendenza usciamo direttamente dall'Unione Europea. Numero due, o numero uno A, sono d'accordo con il posizionamento del professore Salem. Fuori dall'Unione Europea c'è vita anche. Io sono europeista, penso come dice l'Ecclesiastes, che non solo di pane vive l'uomo. Io sono d'accordo, sono cattolico e sono del Barça, questo è evidente. Meglio non parliamo troppo di calcio questo anno. Ma penso che, stando d'accordo con il professore Salem, penso che è interessante per tutti noi di rimanere dentro dell'Unione Europea. L'Unione Europea segue un principio molto chiaro,
che è quello principio che si chiama o che si dice l'eccezionalismo pragmatico. Lo hanno fatto con la Groenlandia o Grenlandia, come si dica in italiano, quando ha uscito l'Unione Europea o la Comunità Economica Europea l'anno 1985, per la minaccia dei pescatori spagnoli, by the way, baschi e galleghi. Lo hanno fatto con la riunificazione tedesca, lo hanno anche fatto, e penso che questo può essere il nostro caso, veneti, catalani, scozzesi, con Cipro. Cipro, tutta la isola appartiene all'Unione Europea, ma unicamente o solamente la parte greca, la parte penso meridionale dell'isola, ha l'acquis communautaire, non lo so come si dice in italiano, l'acervo comunitario in spagnolo, il cavallo comunitario in catalano. Sì, voilà, la legislazione comunitaria in qualsiasi caso. Allora questo è un approccio, è una forma di attaccare un problema pragmatico, pratico. Allora noi, perché è triste ma è molto divertente anche. La Turchia, 3% del territorio europeo, 3%, è un paese che grazie a Dio non ha nessun interesse adesso di formare parte dell'Unione Europea, è continuamente invitata a formare parte del club comunitario. E noi che facciamo l'Italia del 57, la Spagna dell'86, la Scozia del 73, noi che siamo anche contribuente nato o netto, noi abbiamo il pericolo di essere buttato anche del sistema solare. Ma come facete in Italia? E fa ridere, ma infatti fa piangere, perché abbiamo dirigenti politici come Barroso, come Van Rompuy ed altri che fanno paura, ma fanno molto pena sì, voilà. Grazie per aiutarmi a complementare il mio intervento, no? Più cose. Come nel caso catalano abbiamo arrivato a questa situazione? Non è stato facile e ancora non abbiamo fatto l'indipendenza, allora dobbiamo essere molto umili e molto onesti con la gente catalana e il resto degli europei. Diciamo che Franco è morto l'anno 75 e Franco ha appuntato questo re che ancora abbiamo, Juan Carlos. No, ancora è lui il re, ancora, un po' come Umberto I, no? Il re di maggio, no? Sì, maggio succedono cose nei paesi meridionali europei. Sto traspirando un po'. Cosa succede adesso? O cosa è successo? Si è parlato tantissimo della transizione spagnola. La transizione spagnola è stata buona per tante cose, ma è stata mala per tante altre cose, no? E quello che riferisce alle nazioni come la Catalogna e il Paesi Baschi, penso che la valorazione è molto negativa, molto negativa. E dico perché. Diciamo che i catalani, l'anno 75, l'anno 78 si approva la Costituzione spagnola. Per noi, o per la generazione dei miei genitori, dei miei genitori in generale, e quella generazione avevano l'obiettivo, o pensavano loro che c'era l'ultima opportunità per l'Espagna. Perché? Perché è stata la prima volta che un regime democratico, popolare, non tutelato, neanche controllato, fra virgolette questo, per le istanze, per le poteri oscuri, diciamo, avveniva in Spagna. Allora c'era una speranza per tantissima gente, anche tantissima gente in Catalogna ha pensato onestamente che quello era il momento che la Spagna più, diciamo, progressista, più aperta, farebbe alla fine una
come si dice, a bet, una apuesta, una posta, una scommessa? Una scommessa per la Spagna plurale, per la Spagna plurinazionale. E tanta gente in Catalogna ha pensato questo, specialmente quelli partiti catalani con una rappresentazione potente, no? Penso che la storia dopo 30 anni di questo successo ha dimostrato che loro non avevano ragione, che noi avevamo ragione. E penso che oggi è già spiegato la ragione del scontento catalano e della sensazione che abbiamo in Catalogna il contrario di fiducia per la classe politica spagnola. Perché dobbiamo dire che il nazionalismo catalano non è stato storicamente un nazionalismo indipendentista. Catalogna, che è stato tradizionalmente una zona più avanzata, più sviluppata, più moderna, più europea che il resto dello Stato spagnolo, aveva una specie di un progetto di modernizzazione della Spagna. Dobbiamo pensare che la Catalogna è stato l'unico paese o l'unica regione della penisola iberica che ha fatto la rivoluzione industriale con una base privata. Il Paese Basco l'ha fatto, ma è stata una base di soldi pubblici. Il primo treno in Spagna è stato fatto in Catalogna e tante altre cose, no? Allora diciamo che la borghesia catalana, il potere intellettuale catalano avevano un progetto per la Spagna, forse perché pensare con l'indipendenza era troppo impossibile, era una chimera in definitiva. E aveva questa frase, questa sentenza di quello generale Spartero, di quello generale che dopo è stato ripetuto per altri dirigenti politici, che Barcellona, quindi la Catalogna, quindi devi bombarsi ogni 50 anni. Questo non è totalmente democratico, ma è stata un po' la relazione di amore fra la Catalogna e il resto della Spagna. Allora, 1978-1982, con la vittoria del governo socialista di Felipe González, c'era tanta gente in Catalogna che pensava: alla fine questi nuovi ragazzi non sono la perfezione, ma chi è la perfezione, d'accordo, ma forse con loro, come Thatcher con Gorbachev, people to make business with, no? Non era quella immagine, quella gente dell'antico regime franchista, anticatalanista, anti-europea, antiliberale e tutti quanti, no? Ma la realtà è il Partito Popolare è un partito estremamente anticatalano, il Partito Socialista è un partito cinicamente e ipocritamente anticatalano. Allora il risultato è lo stesso. Ma quello che è molto interessante di vedere e di riflettere anche magari per voi è che noi in Catalogna, tutto questo movimento indipendentista è stato un movimento oltre di partiti politici, è stato la gente come tutti voi, no? che hanno cominciato a questionare il regime politico, hanno cominciato anche a questionare i partiti politici o la praxi politica di questi partiti, e hanno creato quello che all'inizio sembrava una chimera: fare un referendum, una consultazione popolare a un piccolo paese di appena 6.000 abitanti, 6.000, quello paese, tutta la Catalogna, un piccolo paese, una piccola città, Arenys de Munt, di 6.000 abitanti. E quello che sembrava un atto provinciano, ridicolo, che fa ridere, ha stato un gran esito, è stata una bomba, sì, ha stato
impressionante in definitiva, e ha generato una catena di altri referendi per tutta la Catalogna fino l'anno 2000, parlo dell'anno 2009, 11 settembre 2009 fino mezzo 2011 che abbiamo fatto il referendum extraufficiale alla città di Barcellona. E un'altra volta i negativisti hanno detto questo è valido per i contadini, per i pescatori, per tutti, questo è inutile. Penso che la musica ma non è valida per la gente delle città, non è valida per la gente che con la giacca e la cravatta, no? Perché la giacca e la cravatta sono solamente a una città come Barcellona, no? E più di 300.000 persone hanno votato a Barcellona, con un risultato di più del 90% di quello che hanno votato favorevole alla indipendenza della Catalogna. Nel frattempo è arrivato la sentenza del Costituzionale spagnolo, che è stato 4 anni deliberando quello che già aveva votato il Parlamento spagnolo, il Senato spagnolo, il Parlamento della Catalogna e anche il referendum del popolo della Catalogna. Ma in Spagna la democrazia o il sistema giuridico è un scherzo, fa ridere, forse come qua, ma fa ridere perché c'era questo giudice della Corte Suprema britannica che è stato molto divertente perché è stato interrogato prima di questa sentenza e lui ha detto una mentalità britannica, anglosassona, no, quello che ha votato la gente non può essere corretto per i giudici, e una settimana dopo i giudici hanno strappato, si dice, hanno buttato, hanno distrutto il testo politico, il testo giuridico che aveva approvato il popolo della Catalogna. Allora è l'arbitrarietà elevata alla ENA, no? che si dice in matematica, allora più elevata non è possibile perché loro funzionano così. E adesso in Catalogna siamo in un momento che in principio noi abbiamo convocato un referendum o non è ancora convocato, ma è stato annunziato un referendum per il 9 di novembre. Vediamo cosa succede, perché con la morte politica dell'attuale re, che lui è nato a Roma, Juan Carlos. Capisci, no? È una minaccia. Non dico niente di Roma ladrone, la Lega non perdona. Infatti è nato a Roma e la sua lingua materna è il francese, ma è il re della Spagna, è tipico delle monarchie, no? E la realtà è che in principio è annunciato questo referendum per il 9 di novembre. La realtà secondo me sarà meno poetica. Penso che forse con la scusa di questo nuovo re, Felipe, che in principio è più educato, più intellettuale, io penso che no, che è tutto lo contrario, ma è vero che ha studiato negli Stati Uniti, è il primo Borbone spagnolo che ha avuto un'educazione universitaria, ma io penso che no, io penso che non ha, suo padre comunque è stato un po' più talentoso all'inizio e ha contato con l'aiuto di tutti i poteri dell'Stato e anche della classe giornalistica, della classe stampa, no? Perché in Spagna c'era una omertà, forse superata a Sicilia, ma una omertà compieta con referenza alla monarchia, incredibile, no?
anche gli spagnoli non sapevano, e penso che adesso la maggioria non lo sappiano, che la famiglia reale spagnola fra loro parlano in inglese, non in spagnolo, in inglese. Roma, francese, lingua materna, parlano in inglese, allora non dico che sono omofilici, ma guarda. E forse usano questa possibilità, per fare un tentativo di cercare una terza via, dicono in spagnolo, no? In Spagna, una terza via fra l'indipendenza, full independence, e questa situazione di recentralizzazione politica che certamente subiamo adesso in Catalogna e in Spagna. Io penso che la maggioranza della popolazione catalana pensano che la corona spagnola e anche lo Stato spagnolo ha avuto la sua opportunità e l'hanno perso perché penso che è molto evidente che a tutti i livelli, non soltanto il livello economico, anche da altri livelli molto importanti come il livello culturale, linguistico, educativo, grazie, tanti simili che hanno realmente è stato molto poco furbo, perché in realtà il suo obiettivo numero uno è distruggere la Catalogna, perché la Catalogna noi non possiamo reclamare una differenza genetica, fisica, razziale, no, questo siamo tutti mischiati, no? I baschi possono un po', perché è vero che non hanno stato romanizzato o hanno stato molto poco romanizzato, è un popolo che parla una lingua molto strana, molto diversa, con tutto il rispetto dico questo, ma noi non possiamo dire questo. Infatti in Catalogna, invece la situazione che avete voi qui in Veneto, noi abbiamo tantissima gente catalana adesso, ma che è arrivato i suoi genitori, loro o i suoi nonni di altre parti della penisola iberica, Andalusia, Galizia, Mursia, e quello che ha scollocato, si può dire? Scollocato il pensiero diciamo spagnolo è stato che questa gente, la maggioranza o la gran maggioranza di loro, hanno diventato catalani e anche solidari con i principi e le rivendicazioni catalane, e questo è una cosa che per loro è molto sorprendente anche e non capiscono niente, no? Allora adesso viviamo un momento che è un po' di stand-by, vediamo se noi ci fermiamo e andiamo via verso il referendum, perché penso che se non facciamo il referendum noi come paese e come popolo perdiamo molta credibilità, penso, o accettiamo forse i nostri politici che sono a volte, non sempre, ma a volte sono un po' accomodante, accettano questa sorte di terza via. Io penso che se lo fanno in Catalogna qualcuna cosa passerà, non parlo di violenza, non parlo di guerra civile, ma c'è qualcosa che tutti che hanno stato in Catalogna possono dire, che c'è la crisi economica è stata molto dura, forse meno dura che in altre regioni della penisola iberica o della Spagna, ma è stato dura, è stato diciamo anche durissima, ma c'è illusione e questo è molto importante, e questa illusione che la vedo in Catalogna anche la vedo qua, io sono molto contento per questo. Ma non c'è illusione per una terza via, non c'è illusione per un accomodamento,
no, c'è illusione per fare un nuovo paese, un nuovo Stato, con quei valori che tanti ponenti hanno menzionato, hanno spiegato, o quello che diceva il professore Salem, no? La Catalogna è stato tradizionalmente un paese molto più liberale che la Spagna, a tutti i livelli. Non è una casualità che due movimenti estremi, non estremi ma antagonistici come l'anarchismo e il liberalismo hanno stato forti in Catalogna. Perché? Perché c'è un sentimento di individualità che non è incompatibile con un sentimento, con un senso collettivo. È una cosa che in Spagna non si capisce, non si comprende questo. Non si comprende come un paese che è stato un imperio grande, può avere una parte di quello paese, anche di quello imperio, perché ancora c'è questa mentalità un po' imperiale, fa ridere, ma è così, è come Seneca che era spagnolo, non capiscono, non riescono a capire perché noi vogliamo continuare a essere catalani, come i romani o gli italiani non capiscono che voi veneti volete continuare a essere quello che siete, veneti, quindi europei, no veneti italiani, quindi europei. No, non abbiamo bisogno di passare per un'autostrada e andare verso il sud e fare una domanda burocratica a Roma o a Madrid. No, il nord per noi è molto chiaro, con la connessione con l'Europa è molto chiara. No? Un esempio molto chiaro è l'esempio di questo corridoio mediterraneo. In Catalogna si parla tantissimo, anche alle istanze europee, di fare una connessione ferroviaria con il treno per il commercio di mercaderie, si dice? Mercanzie, grazie. Di tutto quello levante, diciamo, della penisola iberica, spagnolo. Da Madrid, che con questo senso ultra pragmatico, che non lo vede nessuno, ma è ultra pragmatico, preferiscono penetrare i Pirenei che fare questa connessione per la zona la più sviluppata e più esportatrice della penisola iberica. Noi siamo catalani, 16% della popolazione spagnola, questa è la nostra forza demografica, 20% del PIL, 25% della tassa impositiva ricavata in Catalogna e 27% del totale di esportazione. Questo è la Catalogna. Bisogna arrivare alla sintesi, siamo fuori tempo. Finisco subito. Cosa può dire per finire, per vincolare il progetto indipendentista catalano e il progetto indipendentista veneto? Illusione, pacifico, democratico, dal popolo, bottom up, della gente verso i poteri pubblici. Abbiamo un'idea, penso che la stessa o quasi la stessa, di fare un paese nuovo, un paese dove il politico deve essere molto vicino e avvicinato del cittadino, un paese molto diverso a livello giuridico, burocratico, amministrativo, perché io credo nello Stato. Se io non credo nello Stato, perché voglio il mio Stato, no? Io credo nello Stato, ma non credo un Stato come lo spagnolo o come l'italiano, che hanno bisogno di mostrare quello che non hanno bisogno di fare. È un Stato irrazionale, un Stato non pratico, un Stato completamente burocratizzato. Infatti c'è una idea di questo Stato burocratico: destruire il sentimento nazionalista del Veneto, della Catalogna, perché questa disorganizzazione, questo caos, il caos è una forma di organizzazione, ma questo caos affetta loro, ma in realtà è pensato contro noi.
non è che sono stupidissimi, che tutto è un casino, no, è molto più pensato che a volte noi pensiamo, perché sono professionisti di questo caos di fare questi casini, questi bordelli, perché infatti lo normale, e finisco, e mi scusi, lo normale sarebbe che le regioni o le nazioni come la Catalogna e il Veneto sarebbe un po' come in Francia l'Occitania. L'Occitania è un paese, una nazione infatti, che si avvicina o si assomiglia tantissimo alla lingua occitana, alla lingua catalana, tantissimo, anche è confuso un po' a volte l'origine, diverse ma si assomigliano tantissimo. Infatti perché all'epoca medievale c'erano tanti catalani trovatori che scrivevano in Languedoc, in Occitania, no? L'Occitania è morta. Penso, e finisco, che il gran esito si dice? Sì. Il gran esito del paese veneto, del paese catalano, è che noi non abbiamo diventato l'Occitania. Siamo due paesi alzati e la indipendenza sarà subita. Questa Catalunya lliure, visca el Venet lliure.